Bentornati a un nuovo appuntamento con Traguardo Sostenibilità. Anche oggi siamo qui per raccontare insieme a voi storie di aziende e realtà del territorio, non solo veronese, che parlano di sostenibilità a 360 gradi. E oggi siamo qui con una realtà che viene effettivamente fuori, molto fuori dal territorio veronese, perché andiamo direttamente in Trentino e diamo il benvenuto allora al fondatore di Fior di Mugo, Riccardo Benigni. Benvenuto Riccardo. Grazie mille, grazie. Non siamo così lontani, siamo vicini di casa alla fine. Abbastanza vicini, però comunque fuori dal Veneto, quindi siamo fuori dal siamo Veneto, vicini, non c'è dubbio. Vicini cugini, dai. Sì, dai, ci guardiamo a distanza. Esatto, a distanza. E allora, dal nome della tua azienda direi che già si capisce bene o male quello di cui tratti, perché Fior di Mugo è abbastanza eloquente come nome. Sì, ovviamente facciamo tutti i prodotti col pino mugo. Fior di Mugo, allora c'è qualche turista che ci chiede ma qual è il fiore di mugo? Cioè il mugo ovviamente non fa fiori perché è una conifera, però Fior di Mugo era un nome un po' romantico, no? Sì. Dava l'impressione di una coccola che deve essere quello che dovrebbe fare il nostro prodotto quando una persona lo usa. E poi ne parleremo ovviamente. Ma io ti vorrei chiedere, perché prima ne abbiamo parlato fuori camera, come nasce Fior di Mugo? Perché è una storia abbastanza particolare. Ma allora, la mia passione è sempre stata la montagna e la natura, fin da piccolo. E io, quando guardavo Robin Hood, io volevo essere Robin Hood da bambino. Ma non tanto per rubare i ricchi per dare ai poveri, ma per il fatto che lui viveva nel bosco. C'era il cartone animato che aveva ste case sull'albero e per me io mi vedevo così da grande. Bellissimo. Ecco. E quindi ho sempre vissuto il più possibile a contatto con la natura. Per fortuna mia sono sempre riuscito a fare dei lavori che mi appassionavano, mi sono scelto dei lavori anche se faticosi, ma comunque che mi davano grande soddisfazione. E andando avanti con la mia storia mi sono avvicinato appunto a questo pino mugo perché è un argomento che mi sta parecchio a cuore. Adesso in questi anni credo che fare impresa sia un po' cambiato rispetto agli anni scorsi. Quindi un imprenditore che vuole fare veramente qualcosa di nuovo, di innovativo oggi, deve essere un romantico, io dico sempre, cioè deve essere innamorato o di un'idea, o di un territorio, di un prodotto, di una tradizione, di qualcosa. Per me questo è un innamoramento della mia montagna che è la Paganella, una montagna che da bambino ho vissuto con i miei genitori, con le mie sorelle, perché negli anni '80 la domenica si andava con la coperta in montagna a mangiare panini e questo era, e quindi io ho sempre sentito questo legame con questo mondo qua. Crescendo sono andato a fare il boscaiolo, che è un lavoro pazzesco, faticosissimo, pericolosissimo, ma che ti dà delle soddisfazioni incredibili. Quando adesso con Tempesta Vaia ovviamente sono cambiate un po' le dinamiche, ma prima tu ti sentivi veramente parte del bosco. Riuscivi a percepire i cambiamenti, riuscivi a percepire se c'era qualcosa che non andava, una persona, un animale, solo sensazioni, diventavi una parte di lui. Io dico sempre che a forza di stare nel bosco hai quasi la linfa che ti scorre nelle vene. Che bello! Dopo, un po' romanzata ovviamente la cosa, però insomma, il lato romantico ci sta sempre secondo me, soprattutto su questi temi. Sì, allora cosa è successo? Che io dopo una quindicina d'anni che non tornavo più in Paganella, sono tornato dopo appunto la mia esperienza nel bosco, che ho lavorato con un'azienda grande con cui abbiamo girato parecchio anche fuori provincia, quindi ho visto tante culture, tanta gente diversa, che è stato bellissimo. Sono tornato in questa montagna e io dei prati sconfinati che mi ricordavo da bambino ne ho visti molti meno. E il motivo è perché il pino mugo, che è una pianta fantastica, è una pianta che ha un sacco di proprietà benefiche, è iscritta nelle piante officinali da sempre, ha colonizzato i prati che non venivano più pascolati dai pastori. E quindi io, che non sono capace di non pensare, nel senso ho sempre un sacco di idee, e fra le tante mi è venuto in mente di poter fare qualcosa per riuscire a ritornare un po' sulle tracce dei lavori passati, sulla tradizione di una volta, e ripristinare un po' i pascoli. E quindi da qui sei partito? Sì, è stata un po' laboriosa e fortunatamente ho avuto un amico in particolare e la mia famiglia che mi ha supportato in questo, perché sennò non l'avrei mai fatto.
Però insomma non ce l'abbiamo fatta, ce la stiamo facendo, dai, speriamo di farcela. Diciamo, siete aperti dal 2019, la tua azienda 2019. nasce ufficialmente nel 2019, anche se l'idea so che risale a molto prima. Sì, c'è stato un po' di anni di limbo. Insomma sì. Limbo burocratico, però poi alla fine... D'altronde quando fai qualcosa di nuovo la gente si spaventa sempre. Sì, però i coraggiosi poi riescono ad andare avanti come avete fatto voi. E la cosa interessante è appunto che voi con il Pinot Mugo, soprattutto l'olio essenziale, giusto? Sì. Voi producete olio essenziale, riuscite a fare tantissime cose. Io però appunto, visto che ne accennavi prima, quali sono le proprietà del Pinot Mugo? Ma allora il Pinot Mugo è conosciuto per la stragrande maggioranza per lo sciroppo, per la grappa, che ovviamente sono due prodotti che funzionano bene per il mal di gola, la tosse e il raffreddore, soprattutto la grappa. Devo dire. No, allora questi due prodotti che sono prodotti della tradizione alpina, Sì, non solo certo. trentina, ma anche voi in Veneto, ma sì. penso in tutte le Alpi dove c'è il Pinot Mugo. Questi vengono fatti con la gemma e la pigna verde, che proprio adesso è la stagione maggio-giugno, Ecco. in cui matura, e in questo caso la gemma e le pignette vengono raccolte e messe nei vasi di vetro, in quantitativo metà di gemme e metà di zucchero, e messe al sole. Il sole col calore fa sciogliere lo zucchero estrae le resine e gli oli essenziali dalla gemma, e quindi si crea uno sciroppo che ha una consistenza quasi del miele. Ok. Dopo, siccome una volta non si buttava via niente, lo sciroppo, una volta che veniva filtrato, perché ovviamente le parti legnose restano legnose, Certo. però restano anche cariche di zucchero, quindi venivano messe nella grappa e quindi risultava una grappa molto dolce e molto, molto amabile. Però. Questa è la tradizione pura, penso che, e spero che non morirà mai. Noi lo sciroppo lo facciamo ancora come una volta, la grappa la facciamo ancora come una volta, ogni famiglia ha la sua ricetta, per l'amor del cielo. Certo. Però invece l'olio essenziale è una sostanza che è contenuta all'interno del legno della pianta, viaggia proprio nei canali linfatici, quindi anche nei tronchi molto vecchi, che i mughi, vuol dire un mugo che ha 25-30 cm di diametro, il fusto vuol dire che è un mugo che ha 70 anni, perché cresce molto lentamente, Certo. vegeta per 2 mesi all'anno più o meno. Chiaro. Però allora l'olio essenziale, che è contenuto in tutto il legno, nelle parti apicali, nei rami giovani, ha una qualità eccelsa. Più il tronco invecchia, oltre che essere più difficile da estrarre perché il tronco è più lignificato, più duro, Certo. però sviluppa anche altre sostanze che, maturando col legno, che peggiorano la qualità dell'olio. Ok. Quindi la raccolta viene fatta parzialmente con l'aiuto di qualche macchina, però dopo la divisione delle parti giovani e le parti vecchie, essendo il Pinot Mugo molto intricato, molto un cespuglio, quindi Certo. deve essere fatta a mano, è un lavoro che comporta molta pazienza. Assolutamente. E qua forse sta anche un attimo il fattore sostenibilità a cui facciamo anche riferimento, ossia il fatto che te ne occupi praticamente tu. Cioè, quindi tu sei il fautore di questo processo. Beh, diciamo. noi siamo un'azienda talmente piccola che insomma gran parte lo facciamo in famiglia, abbiamo qualche aiuto esterno di qualche aiutante per fortuna, però sono quelle cose che hanno un ritmo lento, no? Il ritmo della montagna è un ritmo lento. Quindi lavorate a ritmo della natura, questa è una cosa bellissima. E qua ci ricolleghiamo a quello che dicevi prima, cioè tornare a rivalorizzare quelle tradizioni dei nostri nonni, bisnonni, quando effettivamente si faceva tutto con calma, rispettando la natura soprattutto. Sì, allora io ho un grandissimo rispetto e ammirazione per le nostre generazioni passate. Da sempre mi sono sempre appassionato delle detti popolari, quando da ragazzo, quando andavo a scuola e succedeva qualcosa, io tiravo sempre fuori una frase di quelle di una volta e tutti mi chiamavano nonno Ricky perché mi facevano sempre sentire mio nonno, no, quando dici ste robe. Però insomma, se pensiamo nel dopoguerra, quando l'Italia era sfasciata, non solo Trentino, tutta l'Italia, i nostri nonni, l'unico valore economico che potevano scambiare era la forza lavoro. E loro col niente, loro lavoravano la domenica, lavoravano solo se era la vendemmia, che bisognava tirare giù l'uva perché era sacra, ovviamente, se no si andava a messa e si riposava. Dal lunedì al venerdì lavoravano nei campi
Il sabato tutti gli uomini del paese lo dedicavano alla comunità. Andavano a pulire i sentieri, costruivano i muretti a secco, bonificavano i terreni, in pianura hanno bonificato le paludi, al mare hanno creato le scogliere, i porti. Tutta l'Italia si è mossa così, no? E quindi vedere un territorio in deperimento, perché dopo è arrivata la corsa alle città, l'urbanizzazione delle città degli anni '80, per me è stata una cosa che mi metteva una tristezza pazzesca. Il pino mugo è una pianta colonizzatrice come tutti i pini, quindi in Paganella c'è stato l'abbandono da parte dei pastori perché essendo una roccia carsica non trattiene acqua perché è una roccia tutta crepata e l'acqua va tutta nelle cavità interne, ci sono delle grotte enormi all'interno della montagna e quindi una montagna senza acqua negli anni '80 dove la meccanizzazione era quella che era praticamente impossibile portare su dell'acqua. Certo. E quindi il pino mugo che cresce come un cespuglio non è una pianta eretta, quindi cresce orizzontalmente, in poco tempo mangia un sacco di superficie. Certo. Quindi la nostra storia è quella di voler ripristinare, riportare una parte ovviamente, perché la montagna è grande, di pino mugo alle sue dimensioni originali e ripristinare un po' il pascolo. Vero. Questo ha una valenza sicuramente turistica, paesaggistica, perché è inutile negare che insomma viviamo di turismo in Trentino, però ha una valenza ecologica pazzesca perché riportiamo un equilibrio, perché negli anni dove la montagna era stata coltivata, con tanta fatica dei nostri nonni, si era portato un equilibrio. Abbiamo su un sacco di gallo forcello, il gallo forcello ha bisogno sì del pino mugo l'inverno per svernare perché sotto i suoi rami trova delle sacche d'aria dove può nidificare l'inverno quando c'è la neve alta. Però l'estate, quando deve fare i rituali dell'accoppiamento, quando ha da fare tutte le sue cose, sai, i galli, galline fanno tutte le loro cose, ha bisogno dei prati, dei pascoli, i cervi, ci sono su un sacco di cervi, mano a mano si stanno abbassando, la quota della fauna si sta abbassando, quindi sbilanciamo tutto perché se il cervo scende a valle mangia quello che era il capriolo deve spingersi sempre verso il paese, quindi sbilanciamo un po' l'equilibrio che c'era prima. Assolutamente. Senti, come funziona la distillazione del pino mugo? Allora, la distillazione è una distillazione in corrente di vapore. Il ramo, allora noi selezioniamo i rami dai 5 cm di diametro in giù, quindi riusciamo a avere un discreto quantitativo sulla pianta. Lo portiamo a casa, anche se il nostro obiettivo in futuro sarà quello di distillare proprio in montagna, in quota, ma è un processo molto laborioso, quindi è un progetto nel cassetto che speriamo di realizzare. Lo portiamo a casa, il ramo deve essere triturato con un cippatore, con un trituratore per ridurlo in scagliette, in pezzetti, e viene messo in una caldaia a vapore. Passa il vapore e il vapore si porta dietro le sostanze volatili che sono appunto gli oli essenziali, va nella colonna di raffreddamento, si raffredda, quindi il vapore ritorna acqua, che non è acqua, è un idrolato, quindi un'acqua carica ancora di molecole profumate, e l'olio essendo più leggero si stratifica sopra, quindi dopo si fa tracimare con dei tubi e si raccoglie. E da qua poi dopo nasce tutta la vostra linea di cosmesi, dalla crema al balsamo labbra, insomma tantissimi prodotti che poi dopo insomma andate a vendere in 3 punti vendita, giusto? Sì, adesso attualmente abbiamo 3 punti vendita, 2 dei quali sono molto vicini a Verona, Vicenza, quindi speriamo che qualche amico venga a trovarci. Diciamo dove sono? Allora, uno l'abbiamo aperto questo sabato qua, sabato scorso. Freschissimo, nuovo. A Riva del Garda, nelle viottole del centro storico, non è la via principale perché ovviamente essendo piccoli abbiamo cercato qualcosa che non costasse troppo, però un bellissimo negozio. Il bello è che siamo riusciti a arredarlo noi con il legno che io ho recuperato facendo il boscaiolo, mio papà stupendo. Con la passione del legno, della falegnameria, abbiamo fatto quasi tutto in casa, e dopo abbiamo il negozio a Folgaria che abbiamo aperto l'anno scorso. Questo anche sempre lui con legno molto rustico, e la cosa più bella di Folgaria è che abbiamo dentro una cabina massaggio. Ah, e questo è interessante. Allora, ovviamente la cosa bella e difficile anche è cercare di mantenere una coerenza. Quindi il nostro obiettivo con questo è
la persona che entra in cabina massaggio, facciamo il viaggio al contrario, dicevo che entra in cabina massaggio deve trovare un filo continuo che la riconduce a un prodotto che è fatto con il prodotto naturale, con i profumi del bosco, i ritmi del bosco, che si ricollega appunto al lavoro che abbiamo su in altura della raccolta. Assolutamente. E poi manca forse il terzo negozio che è a Levico. Il terzo negozio che è a Levico è un po' più piccolino, però insomma speriamo ci dia delle gioie. Insomma, direi che... Allora, ti chiudo proprio gli ultimi secondi, Riccardo, facendoti una domanda sul futuro, visto che ne abbiamo accennato. Come vorresti vedere Fior di Mugo nei prossimi anni? Come vorresti che crescesse? Ma questa è una bella domanda e me la faccio tuttora un sacco di volte. Però d'altronde dico anche sempre che finché abbiamo più domande che risposte resteremo sempre giovani. Ok. E io credo, finora che siamo piccolini, stiamo puntando ovviamente a posti turistici mirati che possano aiutarci a crescere in una maniera un po' rapida. Però io vedrei bene Fior di Mugo anche in una città, dove magari l'esigenza di rilassarsi, dove la montagna è tanto lontana e quindi c'è più bisogno magari di ritornare un po' alle origini, al contatto con la natura e ai ritmi della montagna. Assolutamente, ce n'è sempre di bisogno su questo. L'abbiamo visto anche durante il Covid, c'è stato il boom di visite in montagna, forse qualcosa vorrà dire. Quindi io a questo punto, Riccardo, ti faccio un grandissimo bocca al lupo per il futuro. Grazie mille. Grandi complimenti per quello che avete fatto finora. Grazie. E insomma avremo modo poi di vederci, visto che tanto siamo vicini alla fine abbiamo scoperto. Ti aspettiamo, volentieri. Dai, bene, e alla prossima. Grazie mille. Bene, allora anch'io vi saluto, grazie per essere stati con noi anche oggi e al prossimo appuntamento con Traguardo Sostenibilità.